Lunedì 22 agosto, buona giornata, ben ritrovati qui su Rete Veneta in Focus TG, il nostro spazio di cronaca, notizie, approfondimenti fino alle 13:30. Sarà una puntata contrassegnata purtroppo da tantissima cronaca, soprattutto incidenti stradali, cronaca nera con casi di assalti, rapine e violenze un po' in tutto il territorio. E proprio le ultime ore però sono state caratterizzate da ancora una scia di sangue sulle strade venete dopo il caso dei 4 giovani morti 8 giorni fa, appunto a cavallo di Ferragosto. La scia di morte sulle strade non si ferma. Partiamo da quanto accaduto nel pomeriggio di ieri in provincia di Treviso, sulla strada della Valcavasia tra i comuni di Pederobba e Asolo. Rimane in gravi condizioni la 58enne Maria Cristina Dalle Fratte, che ieri era insieme al marito a bordo dello scooter che si è schiantato contro un'auto. Per lui, Mario Bittante, 64 anni, purtroppo non c'è stato nulla da fare. C'è grande cordoglio in paese per la sua morte. Gli ultimi aggiornamenti. Ad Asolo ci sono dolore e angoscia, il dolore per la morte di Mario Bittante, l'angoscia per Maria Cristina, la moglie. La 58enne è in coma, in queste ore viene sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravissime. Un macigno ha piombato su Asolo, dove la coppia viveva, e a Cairano San Marco, dove Bittante, 64 anni, svolgeva la sua attività di volontario della protezione civile e di conduttore di unità cinofile con l'associazione La Marca. Ieri pomeriggio il loro giro in scooter è terminato sulla provinciale 26 a Pederobba, nello schianto contro l'auto condotta dalla 23enne di Bassano del Grappa. Il mezzo dei coniugi è finito nel fossato, la morte sul colpo del 64enne e le gravissime ferite per la 58enne. Un sorpasso azzardato, la causa dello schianto resta da stabilire a chi attribuirne la responsabilità. Rimane intanto l'apprensione per la sorte della donna, stessa apprensione che a Treviso attanaglia i parenti dell'85enne travolto ieri sulla Noalese davanti alla chiesa di San Giuseppe, anche lui in grave condizioni dopo che l'auto condotta da un 70enne lo ha investito mentre attraversava la strada in bicicletta. E dunque questa vittima, questa grave ferita, 4 giovani morti 8 giorni fa a Godega, il 22enne di Sant'Andrea di Barbarana che ha perso la vita l'altra notte tra San Biagio di Callalta e Zenson di Piave, una vittima della strada dopo l'altra, una scia come abbiamo detto inarrestabile. Abbiamo raccolto il commento del presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon. È un'escalation che ci interroga, che ci chiama a dare tutto ciò che possiamo fare come amministratori e ce la stiamo mettendo tutta. C'è bisogno di un lavoro di squadra, di tutti, delle comunità, delle famiglie, delle associazioni, dei ragazzi stessi. Devono sicuramente pensare che la strada, il mezzo, l'auto, il mezzo con il quale si percorrono le strade, se non condotto come deve essere condotto, può rivelarsi una trappola mortale. Come purtroppo è successo anche poche ore fa, poco prima dell'alba, sull'autostrada A27 alle porte di Belluno, morto una 21enne grave, l'incidente poco dopo le 5 in direzione nord tra il Fadalto e il casello di Belluno, dopo la Galleria delle Cave. C'è stato l'intervento dell'elicottero, delle ambulanze del SUEM 118 di Treviso, vigili del fuoco e polizia stradale. Appunto in questo tratto lo schianto è avvenuto all'altezza del chilometro 74, coinvolte 2 autovetture sul luogo. Il traffico è transitato a lungo sulla corsia, non si sono registrati rallentamenti. Avremo eventuali aggiornamenti su questo sinistro nel corso di questa edizione. Ma torniamo adesso ad un altro incidente. Qui la vittima giovanissima e anche qui l'età fa sempre molto, colpisce molto, certo, anche quando muore come prima quello scooterista di cui abbiamo detto in Valcavasia, 64 anni, quando muore un giovane il dolore e il cordoglio è ancora più grande. In questo caso questo quindicenne morto travolto da un'automobile condotto da una giovane militare americana che è stata arrestata. La tragedia è avvenuta a Porcia, in provincia di Pordenone. Nella zona i lampioni erano stati spenti per risparmiare sulla corrente.
La chiacchierata con i due amici sulla ciclabile in una notte di agosto resa più buia dallo spegnimento per risparmio energetico dei lampioni in zona. Poi improvvisamente i fari di un'auto che non dovrebbe trovarsi lì su quella pista ciclabile. Una vettura con alla guida una ventenne americana, militare in servizio alla base di Aviano, schizzata addosso ai tre ragazzi come un proiettile per aver sbandato vistosamente dopo una rotatoria. Giovanni Zanier, 15 anni, di Pordenone, viene centrato in pieno e sbalzato di 10 metri mentre la sua bici resta lì, davanti agli amici illesi, sotto shock. La tragedia di Porcia si consuma in pochi istanti nel quartiere di Sant'Antonio alle 2:30 di notte. E a nulla purtroppo valgono i soccorsi dei sanitari per il povero quindicenne. Lei, la soldatessa ventenne fuori di sé, viene arrestata per omicidio stradale su disposizione della procura di Pordenone in base agli accertamenti dei carabinieri. La dinamica è in fase di ricostruzione per accertare anche quanto fosse grave lo stato di alterazione della ragazza, ma anche per capire se la mancanza di luce in quel tratto possa aver influito sulla dinamica. Assenza di illuminazione confermata dal sindaco di Porcia e decisa, spiega, dopo aver ponderato con attenzione ogni rischio. Mesi addietro, quando il tema era quello del forte aumento dei costi dell'energia, l'amministrazione dello Stato ha chiesto ai comuni di contenere la spesa. Noi siamo intervenuti attraverso la chiusura della luce pubblica per cercare di contenere nel corso dei mesi quella che sembrava essere un forte dispendio energetico. Ovviamente lo abbiamo fatto, ci tengo a sottolinearlo, nel rispetto di tutte le norme, anche quelle del codice della strada. Quindi prima di farlo sono stati fatti degli approfondimenti. Una scelta comune a tanti altri sindaci in questo periodo, quella di spegnere l'illuminazione pubblica in alcune zone del territorio dopo le 2 di notte. Quest'anno, spiega Sartini, abbiamo stimato un aumento di spesa energetica di ben 415.000 euro. Se non avessi deciso per il risparmio sarebbe stato impossibile coprire quei costi. Primo cittadino che in ogni caso, pur in attesa della dinamica, si dice convinto che ben poco tale scelta abbia influito sul dramma. Perché non è in sé. Noi possiamo mettere tutte le luci che vogliamo, ma se chi è alla guida non rispetta le norme del codice o perde il controllo per un malore, non sono le luci che determinano un incidente. Tra l'altro prima di mettersi in rotonda ci sono i cordoli in cemento che cercano sempre di portare il traffico ad una velocità più bassa per approcciare la rotonda. Tutte le misure di sicurezza stradali possibili sono state fatte e ciò non toglie che gli incidenti accadono e questa notte è accaduto uno tragico. Resta il dolore per la vita di un quindicenne spezzata per sempre, un dolore che accomuna Porcia ai vertici della base USA di Aviano. Il cordoglio mio personale dell'amministratore che rappresento è massimo nei confronti dei genitori del ragazzo che ha avuto questa triste disgrazia. Il comandante generale della base questa mattina mi ha comunicato con un messaggio anche il cordoglio suo personale per quanto è accaduto. E poi c'è anche la sicurezza passiva nel caso dei ciclisti, non questo caso specifico di cui ancora non si sanno i dettagli, ma ciclisti pedoni che devono rendersi visibili al traffico, quindi andando contro l'inverno con delle strisce rifrangenti piuttosto che con delle luci intermittenti che peraltro su un veicolo come la bicicletta sono obbligatori. Ancora incidenti sulle strade, abbiamo detto è una striscia in questi giorni davvero interminabile. Un anziano di 85 anni investito a pochi passi dalla chiesa di San Giuseppe, alle porte di Treviso. Anche qui la polizia locale sta cercando di ricostruire la dinamica del sinistro anche utilizzando le immagini della videosorveglianza. Investito da un'auto in sella alla sua bicicletta davanti alla chiesa di San Giuseppe, un pensionato di 85 anni di Treviso è stato trasportato in condizioni serie all'ospedale dopo essere rimasto coinvolto in un incidente lungo la Noalese poco dopo le 8:30 di questa mattina. Stando alla ricostruzione effettuata dagli agenti della polizia locale intervenuti con 2 pattuglie, il ciclista stava procedendo in direzione aeroporto quando sulla stessa carreggiata è sopraggiunta l'Alfa Romeo condotta da un 70enne, anche lui residente in città. Per cause al vaglio l'auto ha travolto il ciclista sbalzandolo sull'asfalto. L'85enne è rimasto a terra privo di sensi mentre la macchina ha terminato la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica. Sono stati minuti di grande paura. Il ferito è stato preso in carico dal SUEM 118 e trasportato al Cafoncello. La prognosi per lui è riservata. Anche il conducente dell'auto ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. La polizia locale sta ricostruendo l'accaduto. Utili potrebbero essere a questo scopo le telecamere comunali di videosorveglianza al vaglio degli investigatori.
Torneremo sul tema incidenti stradali, ma anche alla cronaca con salti in villa, rapine riuscite e tentate nella seconda parte, dopo questa pausa pubblicitaria. Tra poco. Ancora ben trovati qui in Focus TG su Rete Veneta fino alle 13.30 con tanta cronaca in questo lunedì 22 di agosto. Ci sono stati i primi rientri, ma probabilmente il grosso sarà nel prossimo fine settimana, quindi invitiamo come sempre alla prudenza, all'attenzione sulle strade. È tornato anche il bel tempo con temperature nella media, finalmente, dopo settimane torride in tutto il territorio. Torniamo a parlare dunque di strade e di incidenti, perché c'è un'auto sequestrata, una patente ritirata per un automobilista cinquantenne della zona castellana, fermato dai carabinieri per un normale controllo stradale in via Trento e Trieste a Vedelago. Alla guida della sua Volkswagen Polo, il conducente è stato invitato a sottoporsi all'alcol test, l'uomo si è però più volte rifiutato di soffiare nell'etilometro e ai militari non è rimasto altro da fare che procedere nei suoi confronti alla denuncia a piede libero, al sequestro dell'automobile, come detto anche al ritiro della patente. Andiamo nel Vicentino. A Velodastico è in via di conclusione il maxi progetto legato alla sicurezza stradale e alla viabilità pedonale che si snoda a fianco delle principali strade comunali. Velodastico, sicurezza stradale e viabilità pedonale. È addirittura d'arrivo il piano triennale delle opere che stanno completando la rete dei percorsi ciclopedonali che affiancano le principali vie di attraversamento del centro urbano del traffico veicolare pesante. Un intervento complessivo del valore di 550.000 euro che ha puntato a mettere in sicurezza i punti critici più a rischio. Sono stati prolungati ed estesi in particolare i marciapiedi di San Giorgio, creando un vero e proprio salvagente che consente la messa in sicurezza di una via stretta ed estremamente pericolosa. Praticamente completato il collegamento tra la zona industriale e la frazione di Seghe. Verrà completata la pista ciclopedonale rialzata senza gli attraversamenti pedonali. Pronto anche il progetto definitivo che allunga l'attuale pista marciapiede nei pressi della via per il cimitero fino a collegare la storica pista del trenino Rocchette-Arsiero. Con i fondi del PNRR sarà completata anche la mini rotatoria all'incrocio di Draghi per la frazione di Lago. Lasciamo quest'ampia pagina dedicata alla sicurezza stradale, agli incidenti anche mortali che sono accaduti nelle ultime ore, negli ultimi giorni. Non ci sono purtroppo solo quelli. L'estate è tempo di escursioni e purtroppo anche in questo caso di vittime. Il caso, lo abbiamo raccontato sabato, è quello di un imprenditore trentenne rodigino che era arrivato sull'altopiano di Asiago, in comune di Rozzo, in uno dei punti panoramici più belli appunto dell'altopiano, il cosiddetto Altar Knotto, Altar del Diavolo, da cui si vede tutto il panorama della Valle dell'Astico. Andrea Mazzetto si chiamava, ha tentato di recuperare il proprio cellulare, ma poi purtroppo cadendo nel vuoto. La ricostruzione di quei drammatici istanti. Una gita lassù, dove l'altopiano si sveste dei suoi panni più comodi per diventare selvatico e misterioso. Un viaggio con la fidanzata dalla provincia di Rovigo fino alla montagna vicentina, scandito dalle stories di Instagram per raccontare tramite la rete i momenti più belli di un sabato d'agosto, alla ricerca dell'avventura. La passeggiata nel bosco, le rocce e i dirupi e alla fine l'Altar Knotto, una delle formazioni più suggestive dell'intero comprensorio. La salita, l'ultima fatica, poi la grande meraviglia. E la storia di Andrea Mazzetto si interrompe improvvisamente. La gita diventa una tragedia quando il trentenne rodigino cade dalla rupe e vola per 150 metri, finendo la propria esistenza fra le balze rocciose del bosco che diruppa verso la Valdastico. Restano ancora ignote le cause e la dinamica esatta dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi e costato la vita al giovane imprenditore di Rovigo, titolare di un'impresa di tinteggiature.
Secondo le prime informazioni pare che Mazzetto possa aver perso l'equilibrio nel tentativo di recuperare il suo smartphone o quello della compagna, che sarebbe rimbalzato in una posizione esposta mentre i due si trovavano sulla formazione rocciosa che rappresenta uno degli affacci più clamorosi dell'altopiano. A dare l'allarme è stata proprio la fidanzata che ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli uomini del soccorso alpino, il SUEM e i vigili del fuoco che hanno dato vita alle prime frenetiche ricerche. Ma la drammatica realtà ha subito ridotto al silenzio le speranze di ritrovare il giovane imprenditore ancora in vita e alle squadre non è rimasto che il pietoso compito di ricomporre la salma in attesa del medico legale e del trasporto a Rozzo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Thiene, cui spetta il compito di fare luce sugli ultimi istanti di vita di Mazzetto. Quel che è successo prima è raccontato dalle fotocamere dei cellulari del giovane e della fidanzata, con il trentenne intento a scalare l'Altar Knotto, quindi lui che la invita a salire sulla parte sommitale. Se lo puoi fare. Una panoramica sul mare d'alberi, di rocce, un selfie assieme, l'ultimo. E proprio questa mattina, su richiesta dei carabinieri di Thiene che stanno indagando, il soccorso alpino è intervenuto proprio per recuperare il cellulare del giovane. Allora vi mostriamo proprio le foto per capire dove questo è successo. La zona cerchiata è la Cengia, dove è stato recuperato il cellulare. Provo ad ingrandire. Questa formazione rocciosa è invece l'Altar Knotto, dove abbiamo visto appunto nel servizio il giovane con la fidanzata si erano affacciati. Il cellulare è stato trovato qui sotto, sono appena 5 metri sotto l'altare, mentre il volo della vittima è stato molto più grande. Qui vediamo proprio gli istanti del recupero del cellulare da parte degli uomini del soccorso alpino. Adesso spetterà appunto ai carabinieri verificare ulteriormente il contenuto del cellulare, ma come abbiamo visto nel servizio fino a pochi minuti prima sia lui che lei avevano pubblicato appunto sui social i momenti sereni e felici di questa escursione in montagna, purtroppo finita tragicamente. La ragazza ovviamente è rimasta sotto shock e poi in serata, nella serata di sabato, quando è successo il fatto, ha lasciato proprio sui social un ultimo messaggio al suo fidanzato. Siamo ora alla cronaca. Blitz della polizia in un casolare abbandonato a Vicenza. Sono stati trovati 2 spacciatori extracomunitari ritenuti responsabili del furto di cellulari e portafogli. Sono stati traditi dal segnale GPS. 2 spacciatori di 32 e 28 anni originari del Gambia, irregolari in Italia, sono stati accompagnati al centro di permanenza per i rimpatri di Milano per essere espulsi dall'Italia a breve. I 2 sono stati trovati in possesso dei portafogli dei cellulari rubati giovedì notte a 2 giovani italiani in città. I ragazzi, grazie al servizio di geolocalizzazione, erano riusciti a rintracciare il segnale dei propri apparecchi all'interno di un edificio in disuso in via Battaglione Valleogra. Allertata la questura, in breve una volante della polizia è intervenuta ieri mattina nel fabbricato segnalato e in effetti gli agenti hanno ritrovato i 2 africani mentre dormivano su giacigli di fortuna. Sparsi sul pavimento gli effetti personali, le carte di credito, i portafogli e proprio anche i cellulari sottratti ai giovani italiani. I 2 extracomunitari sono stati così portati in questura, dove sono stati accertati a loro carico numerosi precedenti per spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e invasione di terreni e di edifici. Sempre gli agenti delle volanti ieri mattina hanno eseguito un controllo di un veicolo in via Rattazzi, dove hanno trovato una donna italiana di 50 anni in possesso di una dose di eroina e di un uomo senegalese di 31 anni, anch'egli in possesso di una dose di eroina e una di marijuana. L'uomo è stato denunciato per detenzione illecita di stupefacenti, mentre alla donna sanzionata per il possesso dell'eroina considerata ad uso personale le è stata sequestrata la patente di guida. Lasciamo per un attimo la cronaca per un lutto nel mondo della cultura e in senso più lato della politica italiana. Si è spenta all'età di 91 anni la costituzionalista Lorenza Carlassare, docente emerito dell'Università di Padova, è morta nella propria abitazione di Padova. È stata la prima donna a vincere una cattedra di diritto costituzionale in Italia. Nel 2014 è stata nominata come membro dell'Accademia dei Lincei. Laureata giovanissima, a 21 anni, col
massimo dei voti, Carlassare ha ottenuto un assegno di ricerca che però le era stato sospeso dopo il matrimonio. In passato ha raccontato di quanto fu complicato l'inizio della sua carriera. In un'intervista racconta di aver dato subito l'esame da procuratore, anche se, dice, l'avvocato non l'avrei mai fatto e anche volendo non avrei potuto fare il magistrato. Era in vigore una legge fascista che escludeva le donne dalla magistratura, oltre che dalle funzioni dirigenziali della pubblica amministrazione. La scomparsa di Lorenza Carlassare è una grande perdita non solo per l'Ateneo di Padova, ma anche per l'intero paese, ha detto la rettrice dell'Ateneo di Padova, Daniela Mappelli. Restiamo nella città del Santo per un blitz ambientalista in uno dei luoghi simbolo della cultura italiana, la Cappella degli Scrovegni, con una protesta pacifica conclusa con la denuncia di 3 giovani. Studio ingegneria ambientale qua a Padova e oggi mi trovo presso la Cappella degli Scrovegni per intraprendere un'azione di disobbedienza civile. Ho una grande paura per il mio futuro e per il futuro di migliaia di persone. Samuele, 21 anni, anticipa in questo video il gesto di protesta che sta per andare in scena a Padova, nella blindatissima Cappella degli Scrovegni. Lui e altri 2 giovani studenti, attivisti del gruppo ambientalista Ultima Generazione, sono stati però denunciati dalla polizia. Dopo aver pagato regolarmente il biglietto, come gli altri turisti, i 3, una volta entrati in uno dei luoghi simbolo della cultura italiana, hanno srotolato uno striscione di protesta contro i cambiamenti climatici e si sono incatenati alla balaustra che separa i visitatori dagli affreschi, elencando ad alta voce le conseguenze del cambiamento climatico. Una protesta pacifica, inscenata senza provocare danni alla struttura, ma interrotta dopo pochi minuti dall'intervento degli agenti, che hanno portato fuori di peso i 3 giovani, procedendo poi alla denuncia per interruzione di pubblico servizio. Nei giorni scorsi il gruppo aveva messo a segno proteste simili anche agli Uffizi e ai Musei Vaticani. Ora il bilancio delle operazioni di controllo nel fine settimana da parte degli uomini della polizia, in particolare a Bassano del Grappa in azione gli agenti del locale commissariato, del comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e anche della Polizia Locale di Bassano. Si è trattato di azioni preventive di contrasto alla criminalità diffusa, con particolare riguardo alle zone più interessate dalle presenze turistiche, quindi per la prevenzione di furti, rapine, scippi e reati in materia di stupefacenti. Centro storico, stazione ferroviaria, parchi pubblici, alcuni locali pubblici del centro cittadino sono stati controllati. In totale il bilancio è di 37 autoveicoli controllati, 92 persone, di cui 19 non italiane e 5 con precedenti penali o di polizia. Al termine il questore di Vicenza Paolo Sartori ha emesso un foglio di via obbligatorio, ha revocato 2 permessi di soggiorno e ha emesso un ordine di allontanamento dal territorio nazionale. Altra cronaca tra poco dal territorio, avremo anche un collegamento da Mestre e poi ancora con Padova fino alle 13.30 con Focus TG. State con noi. Le 12:27, ancora buona giornata, ben ritrovati in Focus TG qui su Rete Veneta, il nostro spazio di cronaca e notizie appunto fra le 12 e le 13:30, da lunedì al venerdì invece fino alle 13 il sabato e la domenica. Ancora cronaca, torniamo a questo episodio che in tanti hanno definito da arancia meccanica, citando il celebre film, con 2 ventenni arrestati, una 16enne denunciata, caccia un terzo uomo. Il fatto è accaduto venerdì a Volpago del Montello. Non si esclude la pista del regolamento di conti per questioni di droga. È stato forse un regolamento di conti tra bande rivali a scatenare la violenza all'interno di un'abitazione di Volpago del Montello, dove solo per un caso fortuito non ci sono state conseguenze letali. Un venerdì folle, protagonisti tutti giovanissimi di origini marocchine, tra cui una ragazzina 16enne residente nel Padovano, con gli stessi carabinieri solitamente moderati nei toni che parlano espressamente di scene d'arancia meccanica. Ma andiamo con ordine. È il primo pomeriggio, la 16enne si trova a Volpago a casa di un amico
21enne è da qui che si allontana con una scusa per ritornare qualche ora dopo in serata insieme a 3 giovani stranieri, poco più che ventenni e senza fissa dimora, pretendendo di entrare nell'abitazione in compagnia di questi. Il 21enne però si rifiuta di aprire, una decisione che scatena la furia degli ospiti indesiderati che nel giro di qualche minuto vanno all'attacco con bastoni e pietre finché riescono a sfondare la porta. Il parapiglia continua all'interno, mobili e suppelletti li vengono letteralmente distrutti, il padrone di casa colpito con un'arma da taglio. Sono minuti concitati, aggrediti anche altri 2 ragazzi che in quel momento si trovano con lui. Un 18enne riporta un trauma cranico, un 19enne ferita al volto e al braccio. Nel frattempo la minorenne ruba una console da gioco e un telefono cellulare, poi trovati all'esterno dell'abitazione dai carabinieri della radiomobile di Montebelluna e delle stazioni di Volpago e Nervesa, che arrivano sul posto allertati dagli stessi aggrediti. Nel frattempo i 3 aggressori, dopo aver rubato i telefoni cellulari delle vittime, fuggono assieme alla minorenne attraverso i campi. Scatta l'inseguimento con i militari dell'arma che riescono a catturare la sedicenne e 2 dei 3 ragazzi. Si tratta di un 23enne e un 24enne. Mentre la prima è stata denunciata in stato di libertà, gli altri sono arrestati e portati a Santabona. Dovranno rispondere di un rosario di contestazioni: rapina aggravata, violazione di domicilio, danneggiamento, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale in concorso. È caccia invece al terzo giovane. I 3 aggrediti hanno riportato lesioni giudicate guaribili tra i 10 e i 20 giorni. Le indagini procedono per chiarire il movente. Questioni di droga avrebbero scatenato il delirio. Arriva un aggiornamento tramite le agenzie per quanto riguarda il grave fatto di cronaca che era accaduto qualche settimana fa a Jesolo. È stato bloccato e arrestato all'aeroporto di Parigi-Orly il cittadino tunisino che il 26 luglio, quasi un mese fa, aveva sparato ferendolo contro un connazionale appunto a Jesolo. Era accaduto nei pressi di un locale di Via Verdi nel bel mezzo della movida serale. L'uomo nelle ultime settimane, scrive l'ANSA, era costantemente controllato tramite intercettazioni telefoniche dal commissariato di Jesolo, dalla squadra mobile della questura di Venezia e anche dalla polizia francese, che alla fine sono riusciti a chiudere il cerchio e a catturarlo. Il tunisino sarebbe stato fermato nei giorni scorsi da agenti in abiti civili poco prima che si imbarcasse sul volo che lo avrebbe riportato in patria. Su di lui pendeva un mandato di cattura internazionale per tentato omicidio. A tradire l'uomo sarebbe stato il cellulare tramite il quale si manteneva in contatto con alcuni conoscenti sul litorale veneziano. Continuano le indagini per individuare gli autori della violenta rapina in villa a Padova. Abbiamo avuto ai nostri microfoni anche l'anziano che è stato colpito assieme alla moglie dai ladri. Intanto in città a Padova scattano i controlli serali. A Padova sono scattati i controlli intensificati disposti dalla prefettura dopo la violenta rapina in villa avvenuta giovedì sera in via Asiago. Le forze dell'ordine si stanno concentrando soprattutto nelle aree più isolate in orari serali per garantire tranquillità a tutti quei cittadini che sono ancora in ferie e hanno lasciato le case vuote, ma anche a chi è rimasto in città e ora si trova solo in quartiere. Disposti anche posti di controllo nelle strade di periferia. Intanto proseguono le indagini della polizia per individuare i 4 malviventi che giovedì sera hanno fatto irruzione in casa della coppia di anziani padovani sequestrati e rapinati. Paolo Piotto, l'83enne padrone di casa, ha lottato con i banditi armati che hanno picchiato lui e la moglie 79enne. Ai nostri microfoni ha lanciato un appello alle istituzioni. Il messaggio che posso dare a seguito di quanto è successo, questa penosa situazione, è quello di una maggiore attenzione da parte della classe politica, non solo politica ma anche da altre classi, un maggiore interesse per l'anziano e i ragazzi giovani, i ragazzi che adesso si affacciano alla vita, per dar loro la possibilità di vivere tranquilli senza tante pressioni da parte di coloro che vogliono violentarli. Molto può fare la politica per non lasciare soli gli anziani e garantire loro maggiore sicurezza, ci ha detto Piotto. Abbiamo una grande opportunità e non voglio fare politica, per carità, lungi da me, ma tra pochi giorni votiamo persone che siano addentro a questo problema, che una volta elette e portate a Roma possano dire una voce in capitolo e portare avanti un discorso che francamente sta passando di moda.
Intanto in provincia in queste settimane ferragostane ci sono stati furti in abitazione, come a Vigonza proprio la sera stessa della rapina a Padova, dove un'anziana ha visto i ladri scappare dopo aver rubato soldi in casa. I malviventi, per riuscire nella fuga, non hanno esitato a tirare della legna contro il figlio della signora intervenuto sentendo le urla della mamma. E tra poco ci collegheremo anche con 90 Padovana per un'altra serie di controlli, operazioni per la sicurezza dei cittadini. Intanto continuano a manifestarsi, a ripetersi episodi violenti anche a Conegliano. Questa volta un'ex maestra in pensione di 72 anni è stata spintonata e fatta cadere a terra. L'obiettivo era rubarle la collana d'oro. Era appena uscita di casa ieri pomeriggio intorno alle 16:30 in un quartiere signorile di via Manina Conegliano, quando un bandito l'ha aggredita brutalmente, strappandole dal collo una collana in oro che indossava. Esperienza drammatica per la 72enne Gianfranca Fiorot, ex maestra in pensione, che mai avrebbe pensato di essere in pericolo facendo 2 passi vicino a casa. Il malvivente, un giovane uomo di colore, l'ha evidentemente seguita e strattonata, facendole perdere l'equilibrio e cadere a terra, che però al momento non ha riportato lesioni. Dopo averle strappato la collana, il ladro è scappato di corsa. La signora non si è persa d'animo e immediatamente si è data da fare per sporgere denuncia. I carabinieri stanno ora cercando il rapinatore. È il secondo gravissimo episodio che avviene in centro cittadino a Conegliano. Solo pochi giorni fa era capitato a Giuseppe Zaccherin, noto amministratore condominiale, di essere aggredito da un giovane che gli ha strappato la catenina mentre stava passeggiando con il cane alle 7 del mattino in zona Parco Rocca. Episodi violenti che si sommano alla lunga serie di rapine, risse e aggressioni dei giorni scorsi in pieno centro cittadino e che hanno portato ad aumenti dei controlli da parte delle forze dell'ordine, i quali nell'ultima settimana hanno sequestrato stupefacenti presso il centro di Conegliano e zone limitrofe. È stato denunciato un 26enne noto alle forze dell'ordine per inottemperanza al foglio di via con divieto di ritorno a Conegliano, mentre nella giornata di ieri sono stati identificati altri giovani dediti al bivacco in Corte delle Rose, successivamente allontanati e sanzionati. Sempre a Conegliano, in piazza del Fante, è stato fermato un cittadino senegalese di 23 anni e residente in città, al quale sono stati trovati 2 grammi di hashish e il foglio di via dalla città di Jesolo dopo la perquisizione. Torniamo nel Trevigiano, dove i carabinieri di Castelfranco Veneto stanno indagando su una violenta aggressione ai danni di un 19enne di origini romene. Il ragazzo si trovava in un locale di via Biagi a Loria quando per futili motivi è stato violentemente picchiato da un giovane sconosciuto che gli ha sferrato un pugno in pieno volto facendolo cadere a terra. Il 19enne ha riportato un trauma cranico facciale ed è stato trasportato all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. Per lui la prognosi è ancora in fase di definizione, ma non risulta in pericolo di vita. I militari dell'Arma stanno cercando di risalire all'aggressore e di ricostruire nei dettagli quanto è accaduto. L'Alta Padovana presa di mira dai ladri che hanno preso di mira 2 obiettivi a distanza di poche ore. 2 colpi dei ladri in poche ore nell'Alta Padovana tra Villafranca e Taggi di Sotto. I malviventi infatti hanno preso di mira un'agenzia di pratiche automobilistiche a Taggi, rimediando però a un magro bottino. Un colpo messo a segno attorno alle 20, con molti cittadini che passavano da quelle parti. Sfondata la porta d'ingresso con un tombino, all'interno hanno trovato solo poche decine di euro, mettendo tutto a soqquadro e danneggiando gli uffici. Poco dopo, probabilmente la stessa banda, ha tentato di entrare in un supermercato di Villafranca, ma la porta d'ingresso ha resistito, facendo scattare l'allarme, tanto che i ladri hanno dovuto fuggire. Secondo alcune testimonianze, in entrambi i colpi è stata utilizzata per la fuga un'auto rossa. In questa estate 2022, ma anche in quelle passate, esclusa fosse quella del Covid, abbiamo spesso parlato degli uomini del soccorso alpino intervenuti anche in queste ore per escursionisti in difficoltà, oppure come nel caso del 30enne Rodigino morto sabato, intervengono in caso di tragedia. A volte loro stessi sono vittime del loro lavoro, della loro attività. Sono trascorsi 13 anni dal giorno in cui le nostre Dolomiti si
si sono riprese Dario, Fabrizio, Marco e Stefano, i 4 componenti dell'equipaggio di Falco, l'elicottero del soccorso alpino e del su M118 precipitato sul Rio Gere nella zona di Cortina d'Ampezzo, dove stavano per intervenire in un soccorso. Gente di montagna abituata al rischio e ai pericoli, i cui nomi resteranno scritti per sempre tra quelle rocce. Dario, Fabrizio, Marco e Stefano sono figure indelebili per la comunità veneta. In quella zona c'era stato un violento temporale, ricorderete, i 4 erano usciti per una missione di controllo perché nella zona in quel momento c'erano molti turisti che potevano essere stati sorpresi dal maltempo. Purtroppo l'elicottero finì su un filo elettrico precipitando. Persero la vita appunto Fabrizio Spaziani, Dario De Filippo, Marco Zago, Stefano da Forno. Il loro ricordo resta vivo ancora oggi a 13 anni di distanza fra i tanti che li hanno conosciuti e apprezzati. Ancora controlli, abbiamo detto prima, di quelli effettuati a Bassano dalle forze dell'ordine. Ora diamo il bilancio di quanto è accaduto tra venerdì e la scorsa notte inoltrata invece a Vicenza. Si è intervenuto con le forze dell'ordine in Campomarzo, la zona del Quadrilatero, Parco Fornaci, via Tecchio, l'area verde di via Rossini, Giardini Salvi, Parco Querini, via Baden Powell, viale 10 giugno, piazzale della Vittoria, viale Riviera Berica, Ponte Alto, viale San Lazzaro, via Santi Felice Fortunato, San Pio X e le aree del centro urbano. Il bilancio complessivo è di 118 persone identificate, di cui 43 straniere, 19 con precedenti penali, controllati 39 veicoli e 2 esercizi pubblici. Al termine delle attività operative il questore ha adottato 10 provvedimenti, 6 fogli di via obbligatori con obbligo di rientro nel comune di residenza, questo a carico di cittadini italiani gravati da precedenti penali di polizia, e poi 4 avvisi orali nei confronti di persone ritenute socialmente pericolose. È tempo di un'altra pausa pubblicitaria con Focus TG. State con noi fino alle 13:30. Di nuovo ben trovati qui su Focus TG, fino alle 13:30, cronaca, notizie e collegamenti. Siamo in attesa di quello con Noventa Padovana, dove ci sono stati nelle ultime ore dei controlli per la sicurezza. Avremo ai nostri microfoni anche il sindaco. Parliamo intanto di lavori pubblici. Abbiamo parlato nella prima parte ampiamente della viabilità per quanto riguarda purtroppo gli tragici e frequenti incidenti stradali. Parliamo di lavori in corso in una zona cruciale di Padova, cioè il cavalcavia Borgomagno. Proseguono i lavori per l'impermeabilizzazione fino al 19 settembre, deviazioni e disagi. Cavalcavia Borgomagno a traffico limitato da lunedì, infatti chiuderà per un mese la corsia ovest per continuare i lavori di impermeabilizzazione che sono iniziati a luglio e che dovrebbero concludersi entro la fine di settembre. Il cantiere avrà delle ripercussioni sulla viabilità, ma dopo aver messo in sicurezza la corsia est e con la riapertura al passaggio dei veicoli e alla circolazione del tram, era necessario ultimare i lavori entro la fine dell'estate, periodo in cui il traffico è meno sostenuto. Il cantiere interesserà il lato che dall'Arcella va verso Viale Codalunga e Piazza Mazzini. Si tratta di un intervento di manutenzione importante per mettere in sicurezza la struttura del cavalcaferrovia che negli anni ha subito l'usura delle piogge. La viabilità subirà ovviamente dei cambiamenti. Chi arriva dall'Arcella dovrà uscire dal quartiere e andare verso il centro di Padova utilizzando il cavalcavia Sarpi Dalmazie e via Tre Venezie. Per il primo stralcio dei lavori il comune ha investito la cifra di 860.000 euro, mentre per il secondo quasi 1 milione di euro. E dunque padovani e non avvisati, da oggi c'è questa chiusura, circa un mese di lavori, ma iniziano altri lavori. Sempre da oggi chiude il ponte azzurro sul Bacchiglione a Tencarola. Qui si tratta di lavori di messa in sicurezza della struttura. Chiuso da stamattina il ponte azzurro di Tencarola, sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza dell'opera sopra il fiume Bacchiglione. Sono interventi di riparazione delle fessurazioni e di parti lesionate dall'alluvione del 2010. Il ponte dovrà anche essere alzato di 7 centimetri. La chiusura del ponte impone dunque una modifica della viabilità che collega la città con la zona dei colli. Fino al 28 di agosto è previsto un senso unico alternato per le auto e la chiusura totale delle passerelle ciclopedonali. Dal 29
29 di agosto all'11 settembre invece il ponte verrà chiuso completamente al traffico. Per chi arriva da Padova ed è diretto verso Selvazzano, la zona dei Colli e Abano Terme, la viabilità alternativa prevista è quella da Caselle. A Vicenza invece cantieri ancora non ce ne sono, difficoltà sì sono quelle legate alla presenza del passaggio a livello in quartiere Anconetta. La chiusura appunto del passaggio a livello crea frequenti e lunghe code in entrata e in uscita dalla città, nella zona est della città. Ci sono molte voci dei cittadini che chiedono l'eliminazione di questo passaggio a livello, sul come però appunto si discute. Rete Veneta a fianco dei cittadini. Allora facciamo il punto della situazione. Un monumento al traffico, un passaggio a livello che ormai fa parte di Anconetta, quartiere ad alta densità di smog, uno dei nodi della viabilità di Vicenza. La domanda, ormai esistenziale per chi vive e lavora in Viale Trieste, è: come bypassare i binari togliendo le sbarre che imbavagliano il traffico del quartiere? C'è un ventaglio di ipotesi con costi differenti. RFI pensa sempre ad un cavalcavia trasversale fuori dall'asse stradale che possa permettere di superare definitivamente questo passaggio a livello, però è chiaro che una posizione oggi non si può prendere se non avendo visto tutti i punti di vista sia tecnici che economici e finanziari. C'è un ventaglio di ipotesi, 7 per la precisione, con l'obiettivo di eliminare il passaggio a livello. Lo aveva detto il sindaco pochi giorni fa commentando uno studio richiesto a RFI dall'amministrazione comunale di Vicenza per quantificare le differenze economiche tra le diverse ipotesi. Credo che una condivisione, una compartecipazione delle risultanze di questo studio di confronto tra le varie ipotesi sia importante. Bene il confronto, certo, ma i cittadini, a cominciare dal consigliere comunale Roberto Cattaneo, che vive da sempre ad Anconetta, hanno una posizione ferma che noi di Rete Veneta abbiamo raccontato più e più volte, ascoltando la gente per strada e dandogli voce. Niente cavalcavia per le auto. Il quartiere non vuole finire sotto a un ponte. Qua cavalcavia non devono arrivare. Insomma, il quartiere vuole mandare il treno sottoterra in trincea, come si dice. Nessuno scavalchi la volontà dei residenti, dei commercianti, di chi vive e lavora ad Anconetta. Su questo chiediamo una promessa al sindaco che infatti annuncia un'assemblea pubblica. L'idea è quella di fare un passaggio di partecipazione popolare con il quartiere perché venga informato sullo studio di confronto che è stato presentato in comune. Ovviamente il quartiere, come abbiamo sempre detto fin dall'inizio, verrà sentito esprimendo anche un parere su quella soluzione che possono ritenere la più sostenibile e anche rispettosa del quartiere, ma dovremo tener conto anche di quelle che sono le indicazioni dei tecnici, della fattibilità tecnica ed economico-finanziaria. Intanto la soluzione più immediata è il prolungamento di via Aldo Moro, che scaricherebbe il 40% del traffico da Anconetta. Il prolungamento di Aldo Moro è in fase di redazione il progetto definitivo dopo lo studio di fattibilità tecnico-economica con la posizione dell'amministrazione che ha scelto il prolungamento che segue l'asse dell'elettrodotto e che dopo si ricongiunge alla Postumia, con uno scarico di traffico che si aggira, secondo gli studi e le analisi fatte, intorno al 30-40%. A proposito di viabilità arriva una comunicazione importante dalla provincia di Treviso, riguarda la messa in sicurezza della dorsale del Grappa. Sono stati infatti affidati i lavori per gli interventi sulla strada provinciale 141 per migliorare la viabilità in 1 chilometro di strada, la cosiddetta strada delle gallerie, così conosciuta. Siamo in comune di Pieve del Grappa. Dopo il via libera definitivo al progetto di intervento da parte della conferenza dei servizi, la provincia di Treviso ha svolto la gara per aggiudicare le opere finanziate appunto dallo stesso ente per un valore di oltre 1 milione di euro. A vincere il bando è stata l'impresa Sici SRL di Fonzaso in provincia di Belluno. Allora, tra poco siamo pronti per il collegamento con Padova, ma prima apriamo la pagina economica parlando degli aiuti del governo alle famiglie. Parliamo di 6 miliardi di euro. La CGIA di Mestre, che ha studiato le carte, annuncia che sarà comunque un autunno complicato. Questa
Quest'anno si stima che ammontino ad almeno 6 miliardi di euro le misure contro i rincari messe in campo dal governo Draghi per aiutare famiglie e imprese venete. Con il boom delle presenze turistiche, la ripresa degli investimenti, in particolare nel settore delle costruzioni, e il buon andamento delle esportazioni, le misure di contenimento dell'inflazione hanno garantito anche alla nostra regione, almeno finora, un ottimo risultato economico che pochi avevano previsto. A segnalarlo è l'ufficio studi della CGA di Mestre. Le famiglie e le imprese venete hanno ricevuto 6 miliardi di aiuti dal governo Draghi per contenere il caro prezzi. È una cifra importante che, assieme alla ripresa del turismo, agli investimenti, in particolar modo nel settore delle costruzioni e all'export, hanno consentito all'economia veneta di riprendersi in misura importante. La riduzione degli oneri di sistema sulle bollette di luce e gas e quella dell'IVA sul gas per usi civili, i crediti d'imposta sulle bollette energetiche delle imprese, la riduzione delle accise sui carburanti e il bonus da 200 euro hanno solo in parte però frenato il carovita, continua Zabeo, ma sono state determinanti per mantenere la spinta inflazionistica sotto la soglia del 10%. In vista del prossimo autunno però sono molte le nubi minacciose che si stanno addensando anche sul Veneto. Molto probabilmente entro la fine dell'anno la Germania scivolerà verso la recessione economica. Se ciò fosse confermato, questo avrà delle conseguenze negative anche per il nord-est. Ora dobbiamo sperare che dalle urne esca una maggioranza ampia e solida, in grado di esprimere un esecutivo autorevole che traghetti il Paese fuori da questa situazione molto complicata. Come annunciato, allora andiamo a Noventa Padovana, dove questa mattina c'è stata un'importante operazione delle forze dell'ordine contro il degrado. Vediamo il servizio e poi il collegamento. Il blitz è scattato in mattinata nella zona di Oltrebrenta, a Noventa Padovana, un controllo straordinario antidegrado che ha coinvolto polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale. L'operazione ha riguardato in modo particolare una palazzina in via Col di Lana per verificare la regolarità dell'edificio e dei suoi abitanti. L'operazione è la prosecuzione dei controlli che erano stati fatti sempre in quella zona lo scorso 28 luglio. Durante il controllo è stato trovato un uomo nigeriano senza documenti che è stato accompagnato all'ufficio immigrazione. Un appartamento in cui vive una famiglia cinese è stato invece dichiarato non a norma per una serie di irregolarità del bagno e della cucina. È stata rinvenuta anche una telecamera che dal balcone guarda sulla strada, un occhio elettronico non consentito perché sorveglia una zona pubblica e non la proprietà privata del proprietario. È intervenuto sul posto anche il sindaco di Noventa Padovana, Marcello Bano, con l'assessore alla sicurezza Nicola Cannistracci. E allora, proprio per gli ultimi aggiornamenti, il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano con la nostra Valentina Visentin sul posto. Buongiorno a entrambi. Sì, buongiorno Mirko, siamo proprio nel quartiere di Oltrebrenta. In queste strade è avvenuto il blitz antidegrado questa mattina con le forze dell'ordine, presente anche il sindaco Marcello Bano, un blitz che è la seconda puntata di un altro controllo imponente in questo quartiere avvenuto a fine luglio a seguito di una violenta rissa tra stranieri esplosa proprio qui vicino. Controlli decisi insieme alla prefettura perché sindaco volete dare un segnale alla cittadinanza. Sì, sia noi che il prefetto volevamo dare dei segnali e alla luce dell'ultima rissa che ha provocato un blocco stradale, il prefetto ha deciso di fare degli interventi mirati sul quartiere coinvolgendo l'amministrazione comunale, soprattutto la polizia locale e i carabinieri della stazione. E la cosa sta riuscendo bene perché l'ultima volta sono stati fatti 2 arresti e anche è stato sequestrato un quantitativo di oltre 1 etto di eroina. Questa volta qua è stato arrestato una persona che è stata portata in questura perché era completamente sprovvista dei documenti, cioè quindi non c'entrava assolutamente nulla. E abbiamo riscontrato invece delle gravi anomalie per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie degli appartamenti, sulla quale adesso andremo subito a intervenire con i proprietari degli immobili, cioè quindi applicando le sanzioni e ritirando l'agibilità, e quindi tolleranza zero da questo punto di vista qua, perché non è giusto che si speculi su cittadini extracomunitari che solo per il fatto di essere extracomunitari non hanno diritto all'acqua calda, non hanno diritto alla cucina, ai servizi igienici di base, e questo è inaccettabile. Ho detto tolleranza zero a Oltrebrenta, non voglio
che questa zona qua diventi una nuova via Anelli, cioè quindi è molto apprezzata dai cittadini questo tipo di intervento, la gente si ferma e dice bravi, complimenti. Io ringrazio le forze dell'ordine, la polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, soprattutto il prefetto e anche il questore per la sensibilità dimostrata. Una cosa abbastanza che ci ha fatto preoccupare è la presenza di una telecamera che guarda in strada. Anche questo non si capisce la motivazione, se non per sapere se eventualmente arrivano le forze dell'ordine, eccetera. Questo non va assolutamente bene, è oggetto adesso di un'indagine più approfondita. Non ci fermeremo qua, siamo già d'accordo con la questura che non ci fermiamo qua e i controlli continueranno. Quindi potrebbero esserci nuove operazioni? Ci saranno delle nuove operazioni, magari non così vistose, perché in questo momento qua è importante dare un segnale alla cittadinanza di vicinanza. Non a caso fra un po' di tempo a settembre apriamo la stazione locale di polizia locale qua, quindi dietro l'Hotel Paradiso. D'ora in poi ci sarà un controllo molto serrato oltre Brenta, cioè, quindi è una volontà, un impegno che avevamo preso in campagna elettorale che stiamo portando avanti. Ecco, avete sentito controlli qui a Noventa Padovana antidegrado, ma controlli anche in tutta la provincia per far fronte ai furti in abitazione dopo la violenta rapina in villa che c'è stata a Padova. Dunque il tema della sicurezza centrale in queste settimane su Padova e provincia. Da Noventa Padovana è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Vicentin, grazie al sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano per questo collegamento. Restiamo in zona esattamente a Padova, ma il problema, come sappiamo, è diffuso in tutto il territorio, quello del West Nile. Ci sono altri 2 nuovi focolai. Il comune ha firmato un'ulteriore ordinanza per la disinfestazione. Questa mattina l'ULSS 6 ha comunicato appunto il manifestarsi di 2 ulteriori casi di West Nile virus trasmessa dalla zanzara comune, Culex pipiens, questo è il nome scientifico, in persone residenti e domiciliate nel comune di Padova. Viste le indicazioni della Regione Veneto, i protocolli operativi in caso di emergenze sanitarie da malattie trasmesse da vettori, c'è la disposizione per interventi adulticidi, larvicidi e per l'eliminazione dei focolai larvali in un raggio minimo di 200 metri dal luogo dove si sono manifestati casi di contagio. Dunque il sindaco Sergio Giordani ha emesso un'ordinanza. Nella notte fra il 23 e il 24 agosto, tra le 23:50 e le 4 del mattino successivo, sarà effettuata una disinfestazione adulticida nell'area di via Pinali e via Longon. I cittadini sono invitati in quella fascia oraria a tenere le finestre chiuse, a portare all'interno gli animali domestici, a proteggere con teli gli orti e le eventuali piante commestibili che avessero in terrazzi e giardini, prestando anche la massima attenzione nel non lasciare ristagni d'acqua dove le zanzare possano depositare le uova. Ripeto, tra il 23 e il 24 agosto, quindi da domani sera, tra le 23:50 e mezzanotte, la zona è quella di via Pinali e via Longon a Padova. Torniamo al caro vita, alle bollette, cittadini preoccupati per le difficoltà nell'affrontare il pagamento della spesa quotidiana e delle bollette. Già è stato difficile affrontare la prima parte di questi ultimi anni con la pandemia, però tutto sommato si riusciva un attimino, si è riusciti, perché poi dopo i lockdown vari la gente aveva voglia di ritornare a vivere, a fare. Questo rincaro bollette ha messo in ginocchio tutti. Superato il giro di boa di Ferragosto, dedicato tradizionalmente al riposo e alle vacanze, l'attenzione dei cittadini torna alla situazione economica in prospettiva dell'autunno. I rincari delle materie prime restano sostenuti, come pure le preoccupazioni delle famiglie per bollette e costo della vita. Ci sono anche famiglie che vanno avanti, che proseguono con una certa normalità, senza affanni eccessivi, perché c'è possibilità di lavoro, eccetera. Però ne abbiamo alcune che fanno i conti giorno per giorno, ecco, e ne abbiamo. Diciamo che da parte delle nostre comunità parrocchiali c'è anche una conoscenza di parecchie situazioni e c'è un'assistenza
pagamento di bollette sono le cose che tornano sempre di più, che adesso tornano con maggiore insistenza. Ecco. È una cosa vergognosa in questo momento, vergognosa, soprattutto per gli operai, per gli impiegati, eccetera. È una cosa veramente vergognosa, che lo Stato non c'è. Si crea un'atmosfera di precarietà e la precarietà genera paura, la paura è la preoccupazione. Io nel mio piccolo ho deciso di chiudo l'attività, io adesso ancora poco mi resta e dopodiché ho fatto questa scelta, mi si sono aperte altre porte, mi metto in gioco in maniera diversa, però sì, con molta difficoltà. Io posso dire che anche nella mia situazione, che non è una situazione di bisogno, ho dovuto ridimensionare certe cose. Io sono sempre stata attenta anche ai consumi e l'acqua, però adesso in maniera molto particolare, però io ho in mente gli altri. Ma sono famiglie generalmente anziani. È vero che ci sono anche anziani che hanno una pensione molto bassa, e lì le cose si misurano, e questo è vero. Poi bisogna dire che noi le situazioni un po' più difficili sono quelle di stranieri che sono qui, ecco. Ultima pausa pubblicitaria fino alle 13:30 con Focus TG. State con noi. Riprendiamo il filo del nostro Focus TG, continuando a parlare di spese, di bollette, di aumenti dei prezzi, l'inflazione sotto gli occhi di tutti, poi c'è magari quelli che se ne accorgono di più, quelli che proprio non se ne accorgono, e le testimonianze che abbiamo raccolto al mercato di Bassano del Grappa confermano proprio questi diversi atteggiamenti. Frutta, verdura, pane, pasta, i beni essenziali, ma anche l'abbigliamento, l'andamento dei prezzi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina è evidente a tutti, ma c'è chi si regola in modo diverso, probabilmente anche a seconda delle proprie disponibilità. Sono abbastanza cari, infatti stavamo guardando anche le mele, incredibile, 2,60 € al chilo. Robe. Quindi che scelta fate? Stessi soldi, meno mele? Oddio, dai, cerchiamo di essere contenuti, ma compriamo quello che ci serve. Sì, ci sono aumenti, ma sulle cose belle, ci sono tante svendite che non me le prendo perché fanno schifo. Sì, si vede qualche aumento, diciamo, come dappertutto. Ho sempre il negozio sotto casa, il supermercato lo uso per scatolame, no. Quindi non posso lamentarmi. Tutto aumentato, niente, non facciamo niente di particolare, compriamo come compravamo una volta. Cioè comprate la stessa quantità spendendo di più? Certo, come si fa? Su quelle cose non si può risparmiare. Sì, sicuramente sono aumentati parecchio anche. Come vi mangiamo tanta, abbiamo visto un aumento forte. Come vi regolate? Compro un po' meno di altro, però la frutta e la verdura la prendiamo sempre. Sì, un po' meno e cercare di prendere solo l'indispensabile. Non lo so sinceramente, abbiamo comprato, pagato e basta. Si cerca di gesticolare, fare anche a casa sue spese, non devono buttare via niente, quello che si ha rimettere a posto e rifare piatti, via uno, se fa il polpette, se fa l'altro, se fa il sugo. Non si butta via niente? Non si butta via niente. Resta il fatto che sempre più famiglie sono in difficoltà economica, la povertà è crescente, il Comune di Vicenza interviene con uno stanziamento che supera i 700.000 euro per aiutare a pagare le utenze domestiche. Cose dell'altro mondo, quando la realtà si veste di fantascienza, o se preferite, quando la fantascienza diventa realtà, cose che noi umani, almeno in Europa, in Italia, in tempi non troppo lontani e molto più floridi, non potevamo nemmeno immaginarci. Il gas ai massimi storici, l'energia più cara che mai, la carenza di materie prime, una tempesta economica perfetta, risultato di incastri speculativi, economici, politici, il cui conto viene pagato, nemmeno a dirlo, dai consumatori finali. Anche a Vicenza sono molti, tanti, troppi cittadini in difficoltà. Entrate invariate, spese in continuo aumento e chi fino a ieri riusciva a gestire i conti oggi arranca.
delle 1629 richieste di aiuto presentate dai cittadini a marzo al Comune di Vicenza per il pagamento delle utenze domestiche, escluse le 372 domande che non hanno i requisiti richiesti, ne sono state evase a oggi dal Comune 1128, vale a dire il 90%, con contributi da 300 a 800 euro, per un totale di 717.580 euro, direttamente dal bilancio di AGSM AIM alle casse di Palazzo Trissino, fino ai vicentini in difficoltà. Un centinaio le richieste che vanno ancora verificate. Ci sono ancora un centinaio di domande alle quali ho chiesto agli uffici di provvedere all'istruttoria, quindi verificare chi ne ha diritto, verificare a quanto ammonta il maggior contributo che dovrà essere trovato attraverso una piccola variazione di bilancio. Tra le città venete solo Vicenza e Verona hanno stanziato fondi di questo tipo, a cui vanno aggiunti gli aiuti in bolletta del governo. Il tempo scorre verso mesi difficili, più freddi, che richiederanno più energia per riscaldare le case. Parte dell'extra utile dell'azienda di servizi AGSM AIM potrà però essere destinato ai cittadini in difficoltà. Il lavoro che stiamo facendo per il futuro è che riteniamo che la nostra azienda che eroga gas ed energia debba svolgere anche una funzione sociale, quindi i cittadini che non riescono per la crisi economica e sociale del momento, per le nuove povertà post-Covid, possono pensare che l'azienda arriva anche in aiuto. Questo è un messaggio fondamentale che un'azienda di proprietà pubblica deve dare ai propri concittadini. E quindi stiamo lavorando a un nuovo progetto con l'azienda per un contributo anche per i prossimi mesi, per affrontare poi l'inverno, che sarà un autunno-inverno difficile dal punto di vista dei costi energetici, per aiutare le persone in difficoltà. L'estate intanto è stata ed è difficile per quanto riguarda la siccità, con i fiumi ancora ridotti in molti casi a poco più che ruscelli anche in zone di pianura, in attesa di piogge più e continue nelle prossime settimane. Non sappiamo cosa ci porterà il meteo autunnale, intanto però il problema resta. Ci sono tra le varie iniziative nuovi impianti dedicati al consumo umano e anche agli impianti industriali. Vediamo quali strategie sono state adottate in Valle del Chiampo. Fra qualche mese sarà cantierabile il cantiere per creare un centro idrico a Tese di Arzignano, e dove la falda è abbastanza ricca, dove andremo a creare dei nuovi pozzi, un serbatoio importantissimo, ma dove andremo a trattare e filtrare tutta l'acqua per impedire ai FAS di fare il loro percorso dentro l'acquedotto. Quindi andiamo a purificare l'acqua e parliamo di un investimento di 8 milioni circa. Sono queste le caratteristiche del nuovo mega impianto idrico di cui si è appena conclusa la fase definitiva e che consentirà l'inizio dei lavori già nella primavera del prossimo anno, per concludersi nel 2024. Una strategia per fronteggiare la siccità dei prossimi anni. Il serbatoio dovrebbe avere 7.500 metri cubi di accumulo, è fatto proprio in funzione di dire l'emungo, l'accumulo, e dopo da lì attraverso filtri la pulisco e la rimetto in rete, eccetera eccetera. E con questa poi struttura andremo a connetterci con Montorso, con la zona di San Bortolo, quindi è un bel centro che dovrebbe soddisfare tutta questa zona. Da un progetto praticamente concluso si tratta ora solo di individuare le ditte appaltanti per realizzarlo. Dopo un confronto con i sindaci dell'Alta Valle del Chiampo si sta sviluppando una nuova idea che verrà discussa in autunno: realizzare un nuovo centro idrico dedicato esclusivamente ai comuni dell'Alta Valle per scongiurare il rabbocco delle vasche con le autobotti, come è accaduto quest'anno. Costo stimato 1,5 milioni di euro per almeno 1.000 metri cubi di accumulo. Ci vuole un anno per sviluppare l'idea, preparare un progetto, perché poi bisogna portarlo in consiglio di amministrazione, in assemblea di sindaci, in consiglio di bacino. Dopo bisogna pensare al finanziamento, ma lo troveremo, e poi bisogna attivarsi. I lavori potranno durare al massimo un anno, insomma. Quindi teniamo conto che lavorare in montagna, in collina, non è come lavorare qua, insomma, ecco. Quindi per il 2024 anche questo? Penso per il 2024.
Gli amministratori pubblici dunque fanno la loro parte per ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica, per ridurre, o sarebbe meglio ancora eliminare, gli sprechi dell'acqua. C'è poi chi si affida invece al cielo, nel senso spirituale. Sono state fatte nel corso di quest'estate diverse preghiere da parte delle comunità dei fedeli, sono tornate altrove invece non si erano mai interrotte le rogazioni stagionali. Ebbene, leghiamo questo tema dell'acqua appunto al tema della spiritualità, perché al santuario di Monteberico in questo mese di agosto l'afflusso dei fedeli è stato davvero notevole, e non solo per la festività dell'Assunta. Agosto appunto si profila un mese record. Secondo il rettore c'è davvero bisogno da parte delle persone di una maggiore sicurezza, una maggiore tranquillità spirituale. Io vedo nell'intimo, nel cuore di tanta gente che sale, una richiesta di rassicurazione, di rasserenamento della propria vita, di conforto, di consolazione, di perdono. Questo è il sentimento prevalente osservato nei pellegrini dal priore del santuario di Monteberico. In questo mese dedicato tradizionalmente alle vacanze, in questi luoghi c'è sempre stato un flusso ininterrotto di fedeli che hanno sfidato le alte temperature pur di non mancare all'appuntamento della prima domenica del mese e soprattutto nel giorno dell'Assunta. Ma non è finita qui. Fervono i preparativi eccezionalmente per un altro evento in questo mese. Quel 25 agosto su questo colle noi celebriamo la memoria della posa della prima pietra di questo santuario, avvenuta nel 1428. Altro splendido appuntamento, perché ci sarà il vescovo Beniamino Pizziol che presiederà la messa votiva partecipata. Le persone salendo su questo colle vogliono lasciare le preoccupazioni materiali alle spalle per qualche momento e concentrarsi su altro. Tante persone salgono con una domanda di ricerca nell'intimo, perché la vita nello scorrere dei giorni si avverte che non basta più. Maria accoglie e dona il figlio, che è quel di più della vita di cui non possiamo fare a meno. Nel momento in cui varchiamo questo luogo, questo santuario, Maria sa già cosa c'è nel nostro cuore, come ha preparato questo santuario da ormai 600 anni. 25 agosto dunque questa ricorrenza per la posa della prima pietra del santuario di Monteberico. 4 settembre c'è grande attesa per la beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, Albino Luciani, che è stato patriarca di Venezia, vescovo a Vittorio Veneto, ma prima ancora parroco nella sua terra bellunese. È attivo e disponibile un corso online di 10 lezioni appunto sulla vita del Papa del Sorriso. L'iniziativa è stata sviluppata dalla Fondazione Papa Luciani e dall'Associazione Bellunesi nel Mondo per permettere ai fedeli di approfondire la propria conoscenza sul pontefice in vista della beatificazione il 4 settembre. Il grande giorno per i fedeli è domenica 4 settembre, data in cui in piazza San Pietro a Roma avverrà la tanto attesa beatificazione di Papa Giovanni Paolo I. Per conciliare la fervida attesa di celebrazione e il desiderio di approfondire la conoscenza del Papa del Sorriso, la Fondazione Papa Luciani di Canale d'Agordo, con la collaborazione dell'Associazione Bellunesi nel Mondo e il contributo della Regione Veneto, ha realizzato un corso online totalmente gratuito che, previa registrazione, accompagna l'ascoltatore in un percorso di 10 lezioni da 30 minuti ciascuna riguardo la vita di Albino Luciani e il suo percorso religioso che l'ha condotto al ruolo di pontefice. In vista della beatificazione di Papa Giovanni Paolo I, vi invito a iscrivervi al corso gratuito che come Fondazione Papa Luciani
abbiamo realizzato insieme all'Associazione Bellunesi nel Mondo. Un corso che punta ad avvicinare l'ascoltatore alle origini di Giovanni Paolo I, i suoi maestri, la vita familiare, il suo percorso di crescita e le tappe più significative della sua vita. Un viaggio alle radici dell'essere di un papa tanto amato qual è stato Albino Luciani. Molti inoltre saranno i contenuti inediti, immagini di repertorio, opere di approfondimento, testimonianze, ricordi ed emozioni di chi l'ha conosciuto. Lo troverete sul sito www.accademiaabm.it. Vi aspettiamo. Da ricordare infine che il 4 settembre nella piazza di Canale d'Agordo sarà trasmessa in diretta la cerimonia di beatificazione, mentre i festeggiamenti veri e propri si terranno sempre nella sua città natale domenica 11 settembre, con una capienza massima stabilita a 2000 persone e ai quali saranno presenti i vescovi del Veneto e molti ospiti politici e religiosi. E sarà l'occasione da quella data in poi per tornare a visitare i luoghi, appunto la casa natale, il museo che è stato recentemente rimesso nuovo a Canale d'Agordo, ma anche altre località dove Albino Luciani ha svolto il suo servizio pastorale. Questo è turismo religioso, diciamo così. C'è anche il turismo normale, come quello che continua a riempire la città di Bassano del Grappa e il Ponte Vecchio, il Ponte degli Alpini. Un turista che decide di passare le sue vacanze in Veneto è probabile che farà tappa anche a Bassano, a dirlo i numeri di quest'estate che hanno visto la città invasa dai turisti stranieri. Da dove viene? Austria. Cosa le piace di Bassano? The bridge, il ponte, l'ospitalità e la vita a Bassano. Well, life in Bassano. Da dove viene? From India. Abito in Inghilterra, questa è mia moglie. Cosa le piace di Bassano? È una bellissima città, c'è la storia, c'è l'architettura. Bassano è tipica, mi piace la sua tipicità. Da dove venite? France. Annecy e Lyon. Il ponte, le piazze, le chiese, tutto. L'église, la basilica, tutto. E non solo turisti stranieri, ma sono tantissimi anche gli italiani che scelgono Bassano. Eravamo curiosi di vedere Bassano, non siamo mai stati a Bassano e allora a questo punto ho detto andiamo a vedere Bassano e se devo dire la verità sono rimasto esterrefatto da questo posto, mi piace veramente bello. Da dove viene? Jesolo. Cosa vi piace di Bassano? Il ponte sicuramente, la città è storica, la passeggiata è molto bella, sì, e il paesaggio insomma. Siamo partiti dal castello di Godego, abbiamo fatto una gita con i bimbi, la prima volta che prendevano il treno. Torino. Siete qui in visita? Siamo qui in visita, sì. Cosa le piace di Bassano? Cosa le è piaciuto? È una città molto viva, molto viva. Le è piaciuta Bassano? Madonna, meglio paese del mondo. Cosa le è piaciuto tanto? Tutto, grande signora. Abbiamo visto il ponte, abbiamo fatto un giro dall'altro lato del fiume intanto. Siamo appena arrivati praticamente. Cosa le è piaciuto di Bassano, se posso chiederle? Beh, tutta, noi ci torniamo tutti gli anni. È carinissima, soprattutto quando hanno rifatto il ponte e quindi ci fa piacere tornare tutte le volte. Torniamo alla cronaca per un altro intervento dei soccorritori in montagna, in questo caso l'elicottero di Dolomiti Emergency, 2 escursionisti salvati, tra cui un 47enne di Pianiga nel Veneziano. 2 escursionisti, un 47enne di Pianiga e un 46enne padovano, sono stati soccorsi ieri mattina poco dopo le 7 dall'elicottero di Dolomiti Emergency. Dopo essere saliti dalla ferrata degli Alleghesi, i 2 avevano proseguito il cammino per tornare a valle, ma lungo il sentiero Tivan avevano perso la traccia finendo tra i mughi in un canale 200 metri più in basso e lì avevano passato la notte lanciando poi l'allarme sfiniti. L'elicottero è decollato in direzione del Civetta dopo averli individuati durante il sorvolo. L'eliambulanza ha sbarcato nelle vicinanze il tecnico dell'elisoccorso che li ha raggiunti e aiutati a tornare con lui nel punto agevole poi per il recupero. Abbiamo parlato spesso di baby gang nei centri storici cittadini, di città più o meno grandi. In questo caso siamo in acqua, a bordo dei barchini. Una baby gang è stata individuata anche in laguna, sulle rive del Lido di Venezia. Ne ha fatto le spese una giovane coppia, a sua volta in barchino, aggredita da una decina di ragazzini. Vediamo. Baby gang insegue e sperona il barchino di una coppia al Lido di Venezia, la scena da Far West lungo le rive di Canale Lepanto, dove continuano a susseguirsi episodi di violenza e degrado. Venerdì sera
verso le 22:30, quando una decina di ragazzini ha speronato la barca, continuando a minacciare e a offendere la coppia con parole irripetibili, rea, a loro avviso, di provocare troppo moto ondoso che avrebbe potuto danneggiare i loro barchini ormeggiati nei pressi. Soltanto l'intervento dei carabinieri ha permesso di porre fine all'aggressione. A denunciare il disagio che si sussegue in questi giorni sempre in barca i residenti, che lamentano la mancanza di controlli da parte delle forze dell'ordine, soprattutto nelle ore notturne. Torniamo a una delle notizie di apertura, l'incidente stradale che è avvenuto poco prima dell'alba di oggi sulla A27, lo schianto tra due automobili, c'è stata una vittima grave, una 21enne, l'incidente poco dopo le 5 in direzione nord tra il Fadalto e il casello di Belluno dopo la Galleria delle Cave. C'è stato l'intervento dell'elicottero, delle ambulanze del SUEM 118 di Treviso, vigili del fuoco, polizia stradale. La vittima iniziali SI, 21enne di origini pakistane, lo schianto è avvenuto all'altezza del chilometro 74, appunto sono intervenuti i soccorritori, questo è il tratto in uscita dalla galleria verso Belluno dopo la barriera di pedaggio, è intervenuto anche il personale della direzione 9, tronco di Udine di Autostrade per l'Italia per alcune ore. Il traffico è transitato su una sola corsia, ma non si sono registrati rallentamenti visto il periodo ancora di traffico piuttosto scarno. Lasciamo la cronaca, è arrivata una notizia internazionale, abbiamo parlato di bollette di gas. Ebbene, Eni ha appena annunciato la scoperta, Eni, quindi l'azienda sostanzialmente statale italiana, ha annunciato la scoperta di un maxi giacimento di gas nell'isola di Cipro dove ha molte delle sue attività, e questa sarebbe, almeno così titola il Corriere, sarebbe la via mediterranea per l'addio al gas russo. Vedremo, anche perché una cosa è scoprire il giacimento, altra cosa poi è da Cipro portarlo in Italia il gas. Cambiamo argomento, siamo andati a conoscere un po' più da vicino chi sono i giovani talenti emergenti premiati con i Leoni d'Argento sulla spiaggia del Lido di Venezia. Sport e musica, grandi protagonisti, sentiamo le loro parole. Sport e musica insieme, grandi protagonisti delle premiazioni sulla spiaggia del Lido di Venezia. Ecco il campione italiano di kitesurf nella specialità freestyle Matteo Dorotini, seguito da Rachele Campagnol, pattinatrice muranese, vincitrice di numerosi titoli italiani, europei e mondiali. Allora, la gara è andata parecchio bene, mi sono divertito, che è la cosa più importante secondo me. Con gli altri ragazzi abbiamo fatto un sacco di cose fighe oltre allo sport in acqua. I prossimi obiettivi sono a ottobre in Saudi Arabia, e c'è il mondiale, e lì spero di entrare nella top 5 e vediamo come va. A settembre faremo un campus estivo nella mia società di pattinaggio, la SD Virtus Pattinaggio Murano, dove ci saranno presenti molte autorità importanti e anche atleti di spicco. Sarà un evento per i bambini per stare tutti insieme, divertirsi, pattinare non solo. Alla fine della quale ci sarà un galà appunto con molti atleti di fama mondiale. Sportivi purtroppo non ce ne saranno perché ho dato le dimissioni da atleta agonista, ho finito la mia carriera quest'anno, sono molto soddisfatta, ho fatto un bellissimo campionato nazionale insieme al mio partner Mattia Qualizza e volevo finire la mia carriera in bellezza senza rimpianti ed è quello che ho avuto quest'anno. La parola passa poi al più giovane azzurro che ha partecipato lo scorso febbraio alle Olimpiadi invernali di Pechino, Leonardo Donaggio, atleta del gruppo sportivo dell'esercito italiano. Chiusura con spazio alle parole e musica del cantautore Nicola Trois. Ho partecipato ai Giochi Olimpici di Beijing 2022, questo febbraio. È stata, forse la cosa più bella che è successa quest'anno, anche perché è stato velocissimo, è successo tutto molto veloce e purtroppo il mio compagno di squadra si è infortunato, quindi ho preso il suo posto e quindi in 2 o 3 mesi tutto velocissimo, firmare carte e così. Sono partito per la Cina e soprattutto sono molto contento di aver partecipato così giovane e sono carichissimo per le prossime che tra l'altro saranno in Italia. Tramite i social mi ha dato la possibilità di poter parteciparvi.
ho proposto una delle canzoni che ho scritto nell'ultimo anno e già felice di poter partecipare, io che vengo dal Lido e comunque non ci sono queste situazioni, questi eventi, ho avuto la fortuna di partecipare insieme ad altri 8 concorrenti, giovani come me, un'età compresa tra i 18 e i 25 anni, 26 anni. Ognuno ha cantato la propria canzone e ho avuto il plauso della giuria e del pubblico che mi ha premiato facendomi vincitore. Restiamo al Lido per un pomeriggio di svago gratis aperto a tutti i bambini. L'obiettivo è festeggiare questa estate 2022. Grande successo per la festa dell'estate 2022 sulla spiaggia dell'Excelsior, Lido di Venezia. Centinaia di persone hanno affollato l'arenile tra fette di anguria fresca, offerte ai bagnanti, prosecco per il pomeriggio di allegria organizzato dall'Associazione Culturale Mostre Lido con l'Hotel Excelsior. Protagonisti i bambini, tra biscotti e caramelle, l'animazione della scuola di danza Wellness and Fitness di Elena Costantini e Fabrizio Franzoi con il doge delle bolle Antonino, impegnato a creare bolle di sapone giganti. La seconda edizione del premio dell'estate 2022 è stata conferita al direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, premiato dal general manager Alessio Zazzera. Il festival quest'anno si annuncia pieno di film, di ospiti, di divi, di personalità illustri, tantissime, forse persino troppe, nel senso che abbiamo un problema di camere che speriamo di riuscire a risolvere. Venezia tra l'altro è tornata ai fasti del pre-Covid con i turisti che hanno prenotato tutti i posti disponibili negli alberghi cittadini, quindi ci aspetta una fine estate scoppiettante per, credo, mi auguro, spero, il divertimento di tutti. Un pomeriggio di festa che ha visto tra gli altri anche riconoscimenti per 4 giovanissimi talenti veneziani, soddisfatti gli organizzatori che hanno già dato appuntamento a tutti per il prossimo anno. Questa manifestazione è nata l'anno scorso, quando noi abbiamo premiato come mostra culturale del Lido, abbiamo premiato Yuri Keiki, è una bellissima manifestazione aperta sia ai clienti dell'albergo e sia alla gente della spiaggia. Anguria, caramelle, biscotti, prosecco, Coca-Cola, Fanta. Speriamo che si ripeta anche l'anno prossimo. Bisogna riaprire il centro ospedaliero dell'ospedale al mare, bisogna riaprire il Casinò, il Palazzo dei Congressi, la caserma Pepe. Abbiamo mille luoghi, 1000 possibilità per far rinascere il Lido, perché ridiventi l'isola d'oro. E allora io vi dico, in anteprima assoluta, che mi sto dando da fare, perché voglio fare e dare corso a tutta la procedura regionale per il comune autonomo del Lido. Prima di salutarci abbiamo tentato di alleggerire, ma purtroppo la cronaca incombe. Allora, con Renzo Rigoni in regia, la leggo insieme a voi. A Auronzo di Cadore, notizia del soccorso alpino, la possiamo mostrare, Renzo? Ecco, attorno alle 11:30 l'elicottero di Dolomiti Emergency è volato verso le 3 cime di Lavaredo per una segnalazione di un testimone che ha visto cadere un sasso dalla cima grande, parete ovest, con conseguenti urla. L'eliambulanza ha effettuato un lungo sorvolo appurando la presenza di numerose cordate sia sulla via normale che su altre vie di arrampicata, escludendo persone coinvolte. Una squadra del soccorso alpino della Guardia di Finanza si è portata nel canale tra Cima Grande e Cima Ovest per un ulteriore controllo. Speriamo davvero che non ci siano persone coinvolte, appunto. L'ultimo sguardo lo diamo al bollettino di questa mattina di Azienda Zero per quanto riguarda il Covid. È un lunedì di agosto, quindi 871 nuovi casi, sono davvero pochissimi rispetto alle migliaia e migliaia delle scorse settimane. Continua a scendere, seppur con un rallentamento nelle ultime settimane, continua a scendere il numero degli attualmente positivi, siamo sotto quota 52.000, scende anche la quota dei ricoveri, siamo a 815, in area medica 40 in terapia intensiva con una sola vittima registrata. 13:30 in punto, chiudiamo qui dunque l'edizione odierna di Focus TG, torniamo domani alle 12, oggi con TG Bassano 18:50, TG Vicenza 3:19 e 15. A voi tutti, grazie per l'attenzione, buona giornata.